Lui ha più anni di me che qua. Ilario, puoi andare. 6 anni che te. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Vi presento solo un secondo perché lui è Ilario, un docente di cucina del nostro istituto, quindi Engi Martigianelli, e stamattina abbiamo fatto un'invasione di campo. Siamo entrati nella sua lezione e quindi, come era giusto, condividiamo con lui la parte operativa, quindi ci farà vedere una ricetta di cucina e poi con i ragazzi tutta una serie di ricette su lievitati, impasti e tutto quanto. Quindi adesso gli lascio la parola, non gli tolgo tempo. No, ma non togli nessun tempo. Va bene. Oggi, come ha detto Stefano, facciamo una lezione con i ragazzi dell'Opeland con tutta quanta sui lievitati e in genere con il glutine. Mentre che come preparazione andiamo a preparare una trota in crosta di sale con carciofini e pomodorini. Un risate andiamo a preparare per prima cosa tutta la parte di pomodori e battutino che ci servirà dopo. Io l'ho già preparato in parte, quindi andiamo a tagliare i carciofini a listarelle. Chiedo scusa, Dimmi. sono Paolo da Oderzo. Potresti elencare gli ingredienti adesso che stai preparando gentilmente e anche specificare se sono prodotti freschi, confezionati, cosa stai utilizzando, Ok, se li hai già perfetto. preparati prima? Allora, intanto gli ingredienti sono una trota di allevamento già eviscerata, poi dei carciofini sott'olio, olio di girasole, dei pomodorini ciliegino normali, questi freschi, e poi un po' di aceto balsamico, olio extravergine di oliva e sale per ricoprire la trota. Ok? E come attrezzature, che cosa utilizzerai oltre Come al coltello e al tagliere? Logicamente, un trinciante per tagliare i vari ingredienti, il forno che ci servirà per far cuocere la trota e una padella per spadellare il soffritto qui. Ok, grazie. Scusa, mi faresti vedere con una cosa, cioè tipo il pomodorino, no? Che è difficile da tagliare, che può scivolare, il corretto taglio col coltello per non farsi male. Allora, qui sotto dove c'è l'attaccatura del gambo del pomodorino è di solito piatto. Se io lo metto sul piatto così, lo posso andare a tagliare tranquillamente. Visto che tanto li devo tagliare solo a metà, non ho nessuna difficoltà. Se dovessi andarli a tagliare a concassè oppure svuotati, devo svuotarli e poi tagliarli a concassè. E cosa significa, a scusami, concassè? Tagliato a cubettino da 2x2, 3x3. Ok, grazie. Ok? D'accordo? Sì, sì, perfetto. Ok. Allora, adesso vado a fare come decorazione il pomodorino, lo vado a tagliare a zigazzago. Quindi vado ad incidere in questa maniera, in maniera che poi dopo riesco a dividerlo e fare due metà. Adesso questo non è il coltello che taglia proprio benissimo perché lo stanno adoperando i ragazzi, l'altro. Il motivo di queste incisioni, scusami che mi è sfuggito. Non ti sento, scusa. Il motivo di queste incisioni che mi è sfuggito. Il motivo di queste incisioni. Ah, niente, è solo decorativo. Ok. Ok. È solo decorativo. Ok? Adesso prendo la trota. La trota è una trota congelata che abbiamo tolto dal freezer ieri sera in maniera da poterla fare scongelare a temperatura normale nel frigorifero, non forzata perché andrebbe a perdere della qualità. La vado a sciacquare sotto l'acqua. A cosa serve esattamente il fatto di sciacquarla? Come? A cosa serve esattamente il fatto di sciacquarlo il pesce? Ma più che altro per pulirla, che ci sia delle impurità, e quindi sai, è sempre stata anche congelata, quindi
io preferisco risciacquarla. Allo stesso tempo preferisco anche togliergli la testa. Io. Poi c'è anche quelli lì che preferiscono lasciare la testa a figura decorativa. La testa si butta o si può anche riutilizzare? No, si può riutilizzare per fare dei fondi, dei brodi di pesce, dei fumetti. Grazie. Adesso io la butto perché oggi non ho niente da fare, ma di solito se dovessi fare qualcosa col pesce, appunto un risotto di pesce, adoperò come per fare del brodo. Butto dentro le lische e la testa e faccio questo. Ok. Una volta che ho tolto la testa, prendo la teglia, castrono, metto la carta da forno solo perché non si vada ad attaccare sul fondo, prendo la mia trota, ho sbattuto dell'albume, lo guardo di nuovo a sbattere se mi monta adesso, vediamo. Questo serve solo a mantenermi il sale attaccato alla pelle della trota. Ok. Il sale comunque ha la funzione sia di dare il gusto e allo stesso tempo assorbe l'umidità dal corpo della trota e fa sì che vado a pennellare tutta la superficie al di sopra, al di sotto non serve. Prendo il sale grosso. Quando consigli questo tipo di cotture? Lo consiglio perché in questa maniera qua non ho bisogno di seguire proprio tutto quanto il procedimento di cottura. È molto più semplice che stare dietro a fare, non so, una cottura in bianco con tutte le verdurine. Invece così lei cuoce e quando incomincia a seccare la superficie del sale è cotto. Adesso vi faccio vedere poi come è cotta. Quanto ci vorrà? Un 20 minuti, non di più perché altrimenti se facciamo cuocere di più poi perde il gusto la trota. Ok. E assorbe troppo sale in pratica. Adesso andiamo a metterla dentro il forno. A che temperatura? Temperatura 180-190 gradi. Statico o ventilato? In questo caso statico. Questo ce l'ho a 200 gradi per 20 minuti. Il tempo che tu hai impostato di 20 minuti è relativo anche alla pezzatura del pesce, quindi se avessi... Se io ho una pezzatura molto più grande vado a mettere ulteriormente il tempo di più, perché è logico che la quantità prelude anche il tempo. Se io ho un bocconcino, esempio, di 10 grammi ci vorranno 5 minuti, se ce n'ho uno da 1 chilo ci vorrà 40 minuti. Vado a tagliare l'aglio adesso, senza tagliarmi possibilmente i guanti. Vado a mettere mi porto tutto quanto vicino. Sì. La fiamma devi tenerla bella alta o più bassa? No, la tengo mediocre. Solo che adesso, ecco,
Aspettavo che mi facesse la piumina in centro. Cosa hai messo? L'olio solo? Questo ho messo solo l'olio e l'aglio tritato, non proprio fine. Okay. Adesso faccio soffriggere leggermente. L'abbiamo poi dopo. Okay? L'aglio, voglio dire, sì, l'aglio non è troppo fine. Adesso aspetto che soffrigga leggermente. Sì. Quando è leggermente imbiondito, aggiungo prima i carciofini e poi i pomodorini. Non li faccio cuocere insieme nello stesso tempo perché voglio che si sentano i gusti separati uno all'altro. Quindi che sento il gusto del pomodorino non troppo cotto, che sento il gusto del carciofino, anche se è già stato cotto, bollito e poi sicuramente messo sotto l'olio, però voglio che si senta il gusto di tutto quanto senza essere basile. Per ultimo vado a mettere dell'aceto balsamico perché così gli toglie anche un pochino il gusto sia dell'uovo che ho messo sopra il pesce, sia del pesce che magari può dare fastidio a qualcuno. In questa maniera qua io lo faccio, l'aceto lo adopero tanto sia per il pesce sia per la carne, specialmente carne cruda o dove ci sono delle sbattute di uova, dove mi va a, diciamo, come posso dire, non disinfettare, ma quasi eliminando qualsiasi problematica che ci può essere. Che invece se l'aglio lo metti in camicia allora il gusto e il profumo dell'aceto sicuramente si sentirà pochissimo, tanto io vado a mettere poco. Adesso l'aglio è imbiondito, vado a mettere i carciofini tagliati. Sì, la crescenza. Per profumare mettiamo degli aromi, ad esempio sali, allora rosmarino. Mi sono dimenticato di mettere il rosmarino che dava sopra. Quindi no, ma si mettono dei... Sì. Okay. Avevo dimenticato di mettere del rosmarino. Grazie. Grazie a te. In realtà dovevo metterlo insieme all'aglio a soffriggere. Mi prendi per favore l'aceto? Sì. Ecco. Adesso, visto che sono già cotti, precotti, i carciofini, non li devo far cuocere ulteriormente. Aggiungo i pomodori e li faccio cuocere leggermente. Anche qui possiamo mettere anche i pomodori pelati nel senso sbucciati, che facciamo prima cuocere nell'acqua leggermente salata, bollente per qualche secondo e successivamente dentro una boule di acqua fredda o con ghiaccio in maniera che possiamo sbucciarli molto velocemente. Ok. Noi ragazzi qua della scuola facciamo di solito un menù giornaliero dove partiamo con l'antipasto, il primo, il secondo, contorno, il dolce e poi per ultimo anche il pane, perché dobbiamo fare un menù completo tutti i giorni, almeno io la penso così. Poi si può anche fare monotematica, monoprodotto, ma di solito noi facciamo così. Vado a sfumare con leggermente poco aceto. Sì. Sempre fiamma media. Ah, adesso hai alzato, ok. E basta. Basta così. Questa qua gli faccio tutte schede in questa maniera
dove gli elenco la quantità dei prodotti da utilizzare, il procedimento, questo qua per esempio è la trota con l'interno di pangrattato, aglio e peperoncino in questo caso, Sì. altre schede, gli straccetti croccanti melanzane, piuttosto che l'impasto per i grissini, eccetera, eccetera. Diamo tutte schede così, in maniera che loro poi abbiano un loro ricettario da mantenersi. Certo, molto bene. Paolo, Ciao Fabio. buongiorno. Posso chiedere a te se posso intervenire? Certo, certo. Ma i grissini penso a ti Torino, sentano, eh. dico no, chiedevo a te per rispetto, i grissini a Torino li sanno fare? Io sono un torinese, allora mio papà era di Verona, ma è sempre abitato in Piemonte. Ho fatto fino a poco tempo fa parte della Richmond Italia, sono un docente panificatore, pasticcere e secondo tempo anche cuoco. Però i grissini noi li facciamo molto molto bene. Ho fatto la mia da sposare, insomma, dai. La mia era ovviamente una battuta perché i grissini stirati alla torinese sono... Questo l'ho capito che era una battuta, ci mancherebbe altro. Poi non è che uno lo prende come una offesa, assolutamente no. Anzi, no, sì. Anzi, volevo dire ai miei alunni che sono qui, ve li inquadro. Eccoli, stiamo vedendo la lezione ed è sicuramente molto bello veder fare da un tecnico piemontese di Torino nello specifico un grissino che appartiene alla vostra tradizione. Ecco, voleva essere questo. Teniamo presente che in Piemonte, nello specifico della zona del Chierese e di Torino, i grissini sono fatti in due maniere. Uno stirato torinese, quello molto elastico e condito soprattutto con strutto e olio extravergine d'oliva. E l'altro grissino, che è erroneamente chiamato grissino, è come si chiama? Del Chierese, scusate, il rubatà del Chierese. Il rubatà del Chierese, la particolarità che non viene stirato con le mani, quindi allungato così, ma viene arrotolato sul piano di lavoro. La differenza qual è? Il grissino stirato è croccante l'esterno e asciutto l'interno, quindi viene anche biscottato, tra virgolette. Mentre che il rubatà del Chierese invece è croccante l'esterno e morbido all'interno. Allora, qui abbiamo la nostra trota cotta al forno che abbiamo fatto prima. Vado a togliere la crosta di sale. Nel frattempo vedrete ragazzi che entrano ed escono perché stiamo facendo anche lezione, sta facendo Ilario e quindi c'è movimento, c'è movimento. Bene, bene. Bene, bene. Vado a privarla quasi completamente del sale perché un po'... Potresti avvicinarla un attimo alla telecamera, all'iPad lì, cos'è? Che vorrei vederla da vicino. Perché... l'acqua. No, chiudi, se no non si sente. Non ho capito, scusa? Se puoi avvicinare la camera sulla trota, che volevo vederla da vicino. Vedi che dentro è cotta? Sì, sì. Cotta benissimo. Di sotto ha cotto per il piano della teglia. La vado a mettere sul piatto. E poi... Ha mantenuto anche una colorazione molto naturale. Assolutamente sì, ma è questo lo scopo, perché il sale asciuga solo la parte acquosa della trota dentro, ma lascia la polpa gustosa. Anche qui c'è il discorso da dire che la pelle si può lasciare oppure togliere. Se dovessi farlo in bella vista potrei togliere la mia buccia, la mia pelle della trota, magari fare un contorno con della maionese con una sac à poche e poi lasciarlo vivace così. Invece questa qua io preferisco lasciarla così perché gli dà anche il gusto. Poi il commensale o chi va a mangiare se la va a togliere a suo piacere.
anche i pomodorini perché sono cotti leggermente, giusto? Quindi Sì, non sì. proprio cotti che rilasciano tutto il loro succo. Poco, non Ok. troppo, perché appunto, come ho detto prima, Sì. dobbiamo sentire il gusto del pomodorino e del carciofino. Quindi così a occhio direi che sono croccanti, giusto? Croccanti forse no, ma sono decisamente cotti appena rosolati. Ma croccanti non direi proprio croccanti. Oggi per esempio con i ragazzi nel laboratorio stiamo preparando dei bomboloni fritti, delle pizzette fritte, poi facciamo della pizza, una pizza rossa, un impasto di pizza rossa con margherita, della focaccia genovese, adesso non mi ricordo più cos'è che facciamo ancora, della farinata. La farinata mi interessa molto perché io ho 2 o 3 ricette diverse, quindi volevo capire. Allora, la farinata, guarda, è semplice perché la regola è molto veloce, dovrebbe essere che tu fai il peso della farina di ceci, e per me la migliore farina di ceci che si usa, che da adoperare, non voglio fare nomi e cognomi, però quella lì del Molino di Pegli, secondo me è la migliore, perché ha un assorbimento molto migliore da parte delle altre della farina di acqua. Poi l'acqua. Bello, molto bello. Molto invitante, eh? Non so se Fabio ha qualche domanda con la classe che sta seguendo, che vedo uno schermo buio. Ok. Vado poi a decorare con i miei pomodorini che avevo fatto prima. Ho fatto vedere prima. Basta, direi anche che basta così, magari questo è più brillantino. Boh. Questo è l'effetto che noi abbiamo quando facciamo questa torta qua. Bello. Bello è anche buono. Magari Sì. mangiando. Devo magari venirti a trovare a Torino. Sì, magari appunto mangiandolo con i grissini, che li possiamo fare grissini normali all'olio extravergine, oppure con le noci, che sono buonissimi. Però questo ha l'effetto, questo noi cerchiamo, non voglio essere pretenzioso, ma cerchiamo di spiegare ai ragazzi di fare dei lavori simili, senza andare a essere delle star televisive. Certo.